Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Si è suicidato Stefano Argentino impiccandosi nel carcere di Messina. Era detenuto, accusato del femminicidio di Sara Campanella. Non era più in regime di alta sorveglianza, ma in una cella con altre 2 persone. Il sì al ponte, è arrivato l'ok del CIPES al progetto definitivo. Primi cantieri fra settembre e ottobre. Salvini potrebbe essere messo in funzione fra il 2032 e il 2033. Il costo di attraversamento per le auto inferiore ai 10 euro. A Palermo il ministro dell'Interno Piantedosi ha presieduto il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Sit-in dei commercianti, il sindaco La Galla, ci saranno più uomini e risorse. Il ricordo e la commemorazione a 40 anni dalla morte del vicequestore aggiunto Antonino Cassarà e dell'agente Roberto Antiochia, le nostre telecamere nel luogo dove è avvenuto l'omicidio di mafia. A Catania aggressione omofoba in un locale in centro, 3 giovani presi a calci, pugni e colpi di casco. Provvidenziale l'intervento di una ragazza, reazioni dall'opposizione e dalle associazioni. Intollerabile che l'Italia non abbia ancora una legge contro l'omofobia. Bagheria la morte in piscina di Simona Cinà, domani è prevista l'autopsia, dovrà chiarire se nei polmoni della ragazza c'è acqua, sarebbe la prova che è morta per annegamento. A Noto nel siracusano emozioni con la magnetica Simona Molinari, brani celebri, omaggi ai grandi della musica e canzoni dal nuovo album. Calciomercato, in Serie B il Palermo raggiunge l'accordo con Bardi e può far partire Desplanche, in Serie C il Catania è vicino ad Aloi e in duello con il Trapani per Dausini. Di nuovo bentrovati, come avete sentito dai titoli si è suicidato nel carcere di Messina Stefano Argentino, il 27enne detenuto con l'accusa di aver ucciso il 31 marzo scorso Sara Campanella, si è impiccato nel pomeriggio. Roberta Lunghi. Si è suicidato impiccandosi nel carcere di Messina. Stefano Argentino, il 27enne detenuto con l'accusa di avere ucciso il 31 marzo scorso la studentessa di 22 anni, Sara Campanella. Non era più in regime di alta sorveglianza, ma in una cella con altri 2 detenuti. Era anche tornato a mangiare dopo un periodo in cui aveva rifiutato il cibo. Aveva già manifestato infatti l'intenzione di togliersi la vita, ma dopo colloqui con medici e psicologi il giovane sembrava essere tornato sui suoi passi. Nel pomeriggio, intorno alle 17, invece si è allontanato dai suoi compagni ed è stato trovato poco dopo da alcuni agenti della polizia penitenziaria senza vita. Sono stati inutili i soccorsi. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta su quanto accaduto. Per il femminicidio di Sara Campanella era stata già fissata la prima udienza il 10 settembre, dopo che il GIP aveva negato la perizia psichiatrica richiesta dal suo legale. Immediato il commento della famiglia della ragazza uccisa attraverso il legale, l'avvocata Concetta Latorre. È l'epilogo terribile di una storia terribile, ha dichiarato. Ha deciso lui le sorti di 2 famiglie. Per noi è un colpo molto doloroso. Nel pomeriggio a Palermo il ministro Matteo Piantedosi ha presieduto il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Sit-in dei commercianti, il sindaco La Galla ha detto ci saranno più uomini e risorse. L'inviato Orazio Longo. È durata poco più di un'ora la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in Prefettura a Palermo alla presenza del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Sul tavolo il caso Palermo, la città, teatro ormai da mesi di episodi di criminalità anche gravissimi nei confronti di turisti in centro storico e di cittadini. Un vertice importante, lo ha definito il sindaco di Palermo, Roberto La Galla. Proprio oggi attraverso il prefetto è stato firmato il nuovo decreto di potenziamento dei servizi di polizia, il Ministro ha convenuto sulla opportunità di questo rafforzamento che è stato recentemente assicurato soprattutto in alcune aree della città, verrà ulteriormente a verificare entro la fine dell'anno, periodo nel quale sono previsti ulteriori dotazioni organiche. Di fronte alla prefettura, un presidio di cittadini, associazioni e commercianti ha protestato chiedendo più controllo sul territorio. Che ora basta, ora non siamo più un piccolo gruppo di cittadini che si lamentano, ma è tutta la città. Quello che chiediamo già da 2 anni è un presidio fisso in dei punti cardine che sono stati più volte segnalati a tutte le autorità.
Sempre a Palermo nel pomeriggio la cerimonia per i 40 anni dalla morte del vicequestore Ninni Cassarà e dell'agente di scorta Roberto Antiochia. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha deposto una corona d'alloro nel reparto della squadra mobile di Palermo. Il nostro Orazio Longo è stato nel luogo dove nel 1985 appunto è avvenuto l'omicidio. Una corona di fiori in memoria di Ninni Cassarà l'ha deposta alla caserma Lungaro di Palermo il ministro dell'Interno Piantedosi a 40 anni dall'attentato mafioso che uccise il vicequestore della mobile di Palermo e l'agente Roberto Antiochia. È il pomeriggio del 6 agosto del 1985 quando Ninni Cassarà e Roberto Antiochia attraversano per l'ultima volta il cancello d'entrata di questo stabile in via Croce Rossa 81 a Palermo. Poi la strage. Oggi a raccontare e a ricordare Cassarà e Antiochia c'è una targa in loro memoria. Qui si è fermata la macchina con a bordo Ninni Cassarà e Roberto Antiochia. Sono scesi i due. Quando sono scesi centinaia di colpi sono partiti da questa zona e hanno colpito Antiochia e Cassarà. L'agente Roberto Antiochia, che era uscito dall'auto per aprire lo sportello a Cassarà, venne ucciso dagli spari e cadde a terra davanti al portone d'ingresso dello stabile. Cassarà, colpito dai killer quasi contemporaneamente ad Antiochia, spirò sulle scale del palazzo in cui abitava, tra le braccia della moglie Laura, accorse in lacrime dopo aver visto l'accaduto insieme alla figlia dal balcone della propria abitazione. La sconcertante aggressione omofoba a Catania. 2 giovani sono stati fermati dalla squadra mobile provvidenziale. L'intervento di una ragazza che ha spruzzato spray al peperoncino. Sentiamo Tonino De Mana. Una brutale aggressione omofoba fermata dall'intervento di una ragazza che ha spruzzato spray al peperoncino che ha impedito conseguenze peggiori anche se i fatti restano comunque gravi. 2 giovani di 19 e 21 anni, quest'ultimo già detenuto per altra causa, sono stati fermati dalla polizia di Catania per violenza privata e lesioni, reati aggravati dalla finalità della discriminazione omofoba. I fatti risalgono al 26 aprile scorso. Al centro dell'inchiesta, secondo la procura, il brutale pestaggio con schiaffi, calci, pugni e lanci di sgabelli a 3 giovani omosessuali in un fast food di piazza Borsellino. Aggressione, come detto, interrotta grazie all'intervento di una ragazza presente nel locale che, spruzzando in aria dello spray, ha reso l'ambiente irrespirabile e di un operatore ecologico che ha bloccato uno degli indagati che stava colpendo un ragazzo con il casco. Al raid ha partecipato anche un altro giovane non ancora maggiorenne, la cui posizione è ora al vaglio della procura per i minorenni. L'ordinanza del GIP dispone nei confronti dei 2 indagati l'obbligo di rimanere a casa tutti i giorni dalle 21 alle 6 dell'indomani. Le vittime del pestaggio hanno riportato ferite guaribili tra i 7 e i 21 giorni. Nel fascicolo dell'inchiesta, oltre alle dichiarazioni delle vittime, di testimoni oculari, riconoscimenti fotografici, immagini di videosorveglianza ed elementi estrapolati dai social network. E il grave atto omofobo ha scatenato le reazioni dell'opposizione politica. L'Arcigay di Catania dice fenomeno in crescita per il senso di impunità. Roberta Lunghi. Un vuoto che pesa, lo dice sul grave atto omofobo a Catania la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent, commentando l'assenza di leggi per le quali chi aggredisce per odio deve sapere che sta commettendo un crimine preciso e non un'aggressione qualsiasi. Dopo Egle Doria, rappresentante delle famiglie arcobaleno, insultata e spintonata davanti a sua figlia e altri bambini durante un laboratorio di lettura al Pride Village di Catania, dalla città arriva un'altra brutta cartolina. Il fenomeno è crescente. Le segnalazioni si fanno più frequenti, molte non arrivano neanche all'attenzione della stampa, dei media, perché per fortuna, se così si può dire, si limitano a un'aggressione verbale. Ma perché questa impennata? Perché c'è un clima di impunità. Sicuramente l'omotransfobia non nasce ora, però in questo momento ci si sente legittimati a esternarla. Quello che preoccupa è anche la giovane età degli aggressori. Il governo non muove un dito contro l'odio omofobico, ma incoraggia il pregiudizio ogni volta che ne trova l'occasione. Lo dice Ivan Scalfarotto, capogruppo di Italia Viva in Commissione Giustizia, mentre da Arcigay di Catania arriva l'annotazione anche della paura crescente di poter essere vittime di violenza di genere, con un monito alla reazione. Improvvisamente ti chiedi: ma io potrò ancora frequentare quel posto, quello spazio, quel locale, la mia città, il centro storico? Nello stesso tempo però non viviamo una città più difficile delle altre e quindi sempre avanti a testa alta e alla luce del sole.
E oggi è arrivato il sì al Ponte dello Stretto da parte del CIPES, che ha approvato il progetto definitivo. Il via all'opera probabilmente fra il 2032 e il 2033, con i primi passaggi proprio per questi 2 anni, mentre il via proprio operativo dovrebbe essere nel settembre, fra il settembre e l'ottobre di quest'anno. Sentiamo il servizio. Era considerato il passaggio cruciale. Il CIPES ha approvato il progetto definitivo per il ponte sullo Stretto di Messina, che comprende una articolata documentazione presentata dal Ministero delle Infrastrutture. L'annuncio è arrivato dallo stesso ministro, Matteo Salvini. Adesso il fascicolo passerà alla Corte dei Conti per la ratifica legata anche alle coperture finanziarie. Dopo il via libera dei giudici si potranno avviare i cantieri. Entro settembre-ottobre 2025 i primi lavori riguarderanno la viabilità e le opere che permetteranno di minimizzare fin dall'inizio delle attività ogni impatto dei cantieri sul territorio, dalle piste ai campi base, e parte anche l'iter per gli espropri. Salvini ha dato come data di ultimazione tra il 2032 e il 2033. Il costo del biglietto per l'attraversamento dovrebbe essere di 10 euro. Cambierà a Messina. Il ponte porterà un restyling totale della città. Ci saranno 3 fermate della metro che collegherà al ponte. Una caterva i commenti arrivati dalla Premier Meloni, secondo la quale si tratta di un'opera strategica per lo sviluppo di tutta la nazione, al presidente della regione Schifani, che la definisce una svolta storica capace di rivoluzionare il futuro della Sicilia e del Mezzogiorno, con la regione pronta a fare la sua parte. Per il sindaco di Messina Basie si tratta di un'infrastruttura destinata a incidere profondamente sulla vita del territorio, e la vera sfida inizia adesso. Mentre a dirimpettaia collega, la sindaca Giusy Caminiti, da sempre contraria al ponte, ha detto che c'è a rischio la sopravvivenza della città di Villa San Giovanni. Intanto per sabato annunciata a Messina la manifestazione dei comitati No Ponte. E Matteo Salvini nel tardo pomeriggio è stato a Messina ai margini di un direttivo straordinario regionale della Lega. Lo ha intercettato per noi Francesco Triolo. 120.000 unità di lavoro stimate durante i cantieri, centinaia di imprese di tutta Italia coinvolte. Ovviamente Sicilia e Calabria, Messina e Reggio Calabria faranno la parte del leone, anzi ho chiesto alle aziende di fare scuole di formazione sul territorio per dare spazio e modo e speranza ai giovani del territorio di lavorare qua. Abbiamo rispettato ovviamente tutte le norme, ci abbiamo messo anche più tempo del previsto per tutte le valutazioni ambientali e spero che tutti remino nella stessa direzione. La morte di Simona Cinà, ieri l'incontro tra i magistrati e la famiglia, domani l'autopsia che potrebbe dissipare i tanti dubbi su ciò che è successo in quella notte nella villa di Bagheria. Lorena Dolci. Nessun dettaglio è stato trascurato. La procura indaga a fondo per cercare la verità sulla morte di Simona Cinà, la ventenne trovata senza vita in piscina durante una festa. Ieri nella caserma di Bagheria i magistrati, che indagano per omicidio colposo contro ignoti, hanno incontrato i familiari che avevano lanciato sospetti, parlando di scena ripulita, testimoni reticenti, alcolici spariti, di sequestri non fatti. Un faccia a faccia che ha rassicurato la famiglia. Siamo utili a sapere che il supporto della magistratura, della giustizia c'è dalla parte nostra e ci aiuta. L'incontro è stato utile. Non sembrano determinanti i primi accertamenti, la TAC, la risonanza magnetica e la radiografia. Per domani è fissata l'autopsia che dovrà chiarire se nei polmoni della ragazza ci sia acqua, eventuale prova della morte per annegamento. Mentre gli esami tossicologici diranno se Simona avesse assunto droga o alcolici, circostanza che ieri l'ex fidanzato tendeva a escludere. Lei non era una persona che faceva uso di sostanze, quindi non era tra l'altro una persona che magari si faceva abbindolare, cioè questa è la cosa. Una ragazza sportiva che godeva di ottima salute e che si sottoponeva a esami sanitari periodici. Il corpo di Simona è stato rinvenuto sul fondo della piscina, in un angolo distante dal bar e poco illuminato. Vani i tentativi di rianimarla da parte di alcuni amici, poi l'arrivo dei soccorsi, ma per Simona era già troppo tardi. Erano stati attirati in aperta campagna tra geleni scemi con una scusa, poi aggrediti brutalmente con bastoni e colpi d'arma da fuoco. È accaduto a 2 idraulici lo scorso giugno. Dopo settimane di indagini la polizia ha arrestato uno degli aggressori. GR Italia.
Un pretesto, un finto sopralluogo e poi la violenza. Il 7 giugno, quando 2 idraulici gelesi vengono attirati in una zona isolata tra Gela e Niscemi. Pensano di dover visionare un lavoro, ma trovano ad attenderli una trappola. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, appena scesi dall'auto vengono assaliti. Prima colpiti con bastoni e oggetti contundenti e poi messi in fuga da diversi colpi di pistola sparati ad altezza uomo. Un'aggressione feroce con dinamiche da spedizione punitiva. Le vittime riescono a fuggire e incredibilmente riescono anche a registrare parte dell'assalto con un telefono cellulare. Il breve filmato sarà la chiave delle indagini. Nelle immagini si intravede una Fiat Panda bianca in fuga e si riesce a leggere parzialmente il numero di targa. Le indagini si stringono attorno al veicolo. L'auto è intestata alla compagna di un pregiudicato locale, già noto per gravi reati contro la persona. Scattano le perquisizioni, viene rintracciata la vettura e sul mezzo la polizia scientifica trova evidenti segni compatibili con un'aggressione. Lunedì scorso per lui è scattato l'arresto, provvedimento restrittivo emesso dal GIP del Tribunale di Gela su richiesta della Procura della Repubblica. A confermare il contesto una denuncia sporta dallo stesso sospettato pochi giorni dopo l'agguato. Racconta di essere stato danneggiato da uno dei 2 idraulici in seguito a un litigio stradale, una versione che secondo gli inquirenti nasconde un movente ben più grave. Alla base dell'agguato ci sarebbero vecchi rancori probabilmente legati proprio a quell'episodio, ma degenerati in una vera e propria spedizione pianificata. L'indagine, tuttora in corso, ha già portato al sequestro dei veicoli usati per la fuga e a ulteriori riscontri. Si cercano adesso gli altri 2 complici, la pista è chiara, si tratta con ogni probabilità di un regolamento di conti. Il Consiglio dei Ministri stoppa la legge regionale sui medici non obiettori. Guerra tra governo e regione sul diritto all'interruzione di gravidanza. Lorena Dolci. Nessuna categoria preferenziale per i medici non obiettori. L'interruzione di gravidanza in Sicilia resterà una faccenda complicata. Il governo ha bocciato infatti la normativa regionale salutata solo qualche mese fa come una battaglia di civiltà, che introduceva l'obbligo di assumere medici non obiettori nelle strutture pubbliche, dove spesso la carenza di medici impedisce di applicare il diritto all'aborto, così come previsto dalla legge 194. Secondo il Consiglio dei Ministri, quella norma non garantisce l'uguaglianza nell'accesso ai concorsi e lo discrimina in base a criteri morali. Esultano Fratelli d'Italia e movimenti pro vita, mentre le opposizioni parlano di segnale gravissimo. È chiaro che c'è solo una scelta ideologica da parte del governo che deve offrire un vessillo a chi invece su questa materia continua ad avere posizioni demagogiche e contro il diritto delle donne alla salute e alla libertà di scelta. In Sicilia la percentuale di obiettori supera in media l'80% con punte del 90%. Un esempio, negli ospedali di Messina 35 medici su 36 sono obiettori. Sotto tiro del governo nazionale anche il comma che permetteva di sbloccare 15 milioni di euro per i laboratori privati, dove da mesi i pazienti sono costretti a pagare le analisi. Si è parlato tanto in questi giorni del dissalatore di Porto Empedocle che è pronto, ma l'acqua da Agrigento non è ancora in rete. Si attende l'ok dell'azienda sanitaria dopo i campionamenti. Davide Sarto. Tutto ruota attorno ad un'attesa lunga 24 ore. Sono questi i tempi tecnici previsti per conoscere i risultati dei campionamenti effettuati dall'ASP sull'acqua prodotta dalla dissalatori di Porto Empedocle. Un passaggio decisivo per la messa in funzione dell'impianto, finalmente operativo dopo anni di annunci e ritardi, in un momento in cui la crisi idrica minaccia interi territori della provincia. L'acqua è pronta, ma non è ancora in rete. Si attende l'esito ufficiale che certifichi la conformità ai parametri di qualità. Se i valori saranno nella norma, l'immissione inizierà dal serbatoio di Villaseta con una portata di 50 litri al secondo, destinata a salire a 100 litri entro metà agosto. Una boccata d'ossigeno per famiglie, imprese e agricoltori, alle prese da mesi con turnazioni sempre più ampie e invasi ridotti al minimo storico. AICA e Atia G9 sono già al lavoro per definire la ripartizione delle nuove risorse idriche tra i comuni serviti. L'attivazione del dissalatore rappresenta una svolta concreta resa possibile da un'accelerazione tecnica e amministrativa che ha consentito di anticipare le previsioni. Ora si attende l'ultimo passaggio, quello che trasformerà un impianto pronto in una risposta reale all'emergenza. A noto adesso emozioni in musica con Simona Molinari, brani celebri, omaggi ai grandi della musica e canzoni dal nuovo album in una serata intensa e coinvolgente. Eva Spampinato. Il
barocco di Noto, un cielo d'estate, la voce sofisticata e magnetica di Simona Molinari. In piazza Municipio il Festival internazionale Noto Musica continua ad offrire ai tanti turisti arrivati in Sicilia da tutto il mondo, ma anche ai siciliani, amanti della buona musica, un parterre di artisti di grande prestigio come Simona Molinari. In una casa di provincia dove tutto resta uguale, tra le rose alla ringhiera e le bandiere a sventolare. Cantautrice raffinata, interprete jazz pop tra le più apprezzate in Italia, la Molinari ha conquistato il pubblico con il suo Kairos Tour, accompagnata da una formazione d'eccellenza: Claudio Filippini al pianoforte, Nicola Di Camillo al basso, Fabio Colella alla batteria. Un concerto intenso dove i suoi brani più amati, Egocentrica, La felicità, si sono intrecciati a omaggi a Ella Fitzgerald, De Gregori, Lucio Dalla, fino alle canzoni del nuovo album Hasta Siempre Mercedes. Dietro la fronte di Sofia, miei pensieri in processione. Atmosfera magica in una cornice che esalta la bellezza e l'arte. Sapessi darti almeno un nome. Adesso una pausa per noi, ci ritroviamo fra poco con la pagina sportiva. Ben ritrovati, seconda parte del nostro telegiornale con il calciomercato per l'esattezza. In Serie B il Palermo trova l'accordo con Bardi, che sarà il secondo portiere. In Serie C il Catania prova a stringere per Aloi con la Ternana e sfida il Trapani per D'Ausilio. Sergio Colosi. Francesco Bardi, 33 anni, ex Reggiana, è il nuovo secondo portiere del Palermo, accordo su base biennale. Il club rosanero si era cautelato contattando Semper, ma alla fine Bardi ha accettato l'offerta rinunciando all'Union Brescia, operazione che ha sbloccato l'arrivo in prestito di Desplanche al Pescara, dove avrà l'opportunità di giocare titolare. In partenza il centrocampista bosniaco Saric, con destinazione Antalyaspor. Un altro passaggio con contratto biennale che attende soltanto l'ufficialità è Salvatore Aloi al Catania. Il centrocampista 28enne calabrese come toscano è cresciuto nella Reggina, in B&C 248 presenze e 16 reti, con un passato tra Ternana, Pescara, Avellino e Trapani. Dopo l'escano nello scorso mercato per Michele D'Ausilio, re degli assist, ben 39 in Serie C, sembra profilarsi un nuovo derby Catania-Trapani, ma questa volta la società di Pelligra è in netto vantaggio. Si allontana Vallocchia, ma al suo posto potrebbe arrivare Michele Calida Renate, se partirà almeno uno tra Frisenna e Luperini. Bocic ad un passo dal Picerno. Il Trapani, che si allena a Valderice, ha comunicato che giovedì e venerdì le sedute saranno aperte al pubblico granata. Sul difensore camporese c'è anche il Casarano. 5 arrivi negli ultimi giorni hanno sbloccato il mercato del Siracusa. Venerdì al De Simone allenamento congiunto con il Priolo, squadra di promozione siciliana. Altra pausa per noi, ci ritroviamo fra pochissimo. È davvero tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e una buona serata.